Ciao a tutti e bentornati a questo ultimo appuntamento del 2014 di 5 News, il programma che vi racconta le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 troviamo la notizia del concerto di Natale che lo scorso 27 dicembre si è tenuto all'Hotel Villa Soligo e che ha visto protagonista il cantante Enrico Nadai, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al talent X Factor. Alla numero 4 troviamo una notizia che arriva da Pieve di Soligo. Apre il panificio ma manca un certificato. Maxi multa di 2.582 euro per la titolare. Anche la terza notizia più cliccata della settimana arriva da Pieve di Soligo e ci parla della scomparsa di Giovanni Spina, storico fotografo locale morto all'età di 88 anni. Alla numero 2 troviamo un incidente che è avvenuto a Refrontolo. Un furgone tampona un'auto, la giovane conducente lo insegue e causa un frontale. La notizia più cliccata della settimana è il sondaggio promosso dalla nostra redazione. Vota il personaggio 2014 del quartier del Piave. Politica, impresa, sport, tempo libero e spettacolo. 6 categorie per 6 personaggi. Il sondaggio è aperto fino al prossimo 4 gennaio. Io intanto voto. Buone feste, tanti auguri di felice anno nuovo per un anno ricco di belle notizie.